scelto la Valsassina perché è una grande valle, ricca di acqua, di monti, di natura incontaminata, di colori, di foglie, di fiori e poi di tanto sport. Parti dal basso della montagna all'interno di queste strade, di questi sentieri, che sia estate, autunno, primavera, anche inverno con la neve, e arrivi in vetta. Poi arrivi in vetta e vedi questi parapendii, persone che si lanciano dal culmine della montagna e che piano piano precipitano galleggiando, sospesi su questo cuscino d'aria, verso valle, e osservi i laghi, i fiumi, queste basi delle montagne, i riflessi delle finestre dei rifugi dall'altra parte del versante, in un posto dove si mangia, dove si nutre la natura e dove possiamo nutrire anche la nostra mente e il nostro corpo, stando in armonia e trovando nuovi equilibri per noi stessi. Passo dopo passo si arriva in vetta, una gran fatica, però che soddisfazione, che vista! Alla fine si scende verso valle e a mezzo monte, proprio monte basso, si trova un ristoro fatto di legno con un sacco di natura davanti, lo spazio per parcheggiare la macchina, un garage a disposizione per i motociclisti e uno spazio dove poter mettere le tende che guardano verso valle, verso i laghi, verso questo orizzonte infinito che si spinge fino al Monte Rosa. Break Guide, viaggiate con noi.